La Bibbia è una parola che include e non esclude, e partendo da questo principio Venezia ha voluto essere apripista e presentare alla città un commentario della Bibbia e delle Sacre Scritture che si rivolge a tutto il mondo queer e LGBT. Promotore dell'iniziativa, che rientra nel progetto Tenerezza, è un diacono della Chiesa di Venezia, Giuseppe Baldan, psicologo e presidente dell'associazione sportiva Club Delfino, titolare della palestra delle Zattere, che ha moderato l'incontro, un dialogo aperto moderato dal diacono Baldan con la teologa Lucia Fontana al Centro Culturale Donorione, a pochi passi dall'Accademia, nel cuore della città storica. Speriamo che questo incontro sia un punto di avvio per poter camminare anche e poter leggere in modo più approfondito questo testo che cerca di fare in modo che il messaggio biblico arrivi veramente a tutte e a tutti. La strada è tracciata. La parola che accoglie è fatta in un'ottica di dialogo con il mondo LGBT, al quale il progetto Tenerezza si rivolge, così come a tantissime altre categorie di persone che vengono poste in una condizione di sofferenza. Siamo presenti nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole. In questo caso abbiamo voluto presentare un commentario di Bibbia che dice che Dio non giudica mai, per evitare quel fraintendimento che Dio metta le persone in categorie, o meglio che Dio giudichi le persone a seconda di quello che fanno.